il nostre paese ici, aussi, la commune que c'est tout, qui va à quel niveau? C'est à 300 mètres, 350 mètres d'altitude, enfin, c'est pas dans le rio, c'est monté sur le terre, mais bon, à peu près. Il y a des fruits. Et l'avantage, c'est qu'il y a ici, quoi qu'il y a de tout à fruits. Et que la frutta è commercializzata bel po' dopo la guerra e di che la guerra e di che in 50. In 50 comunque il mondo si metteva su le vecchie barramene e dai si era tombata la frutta. Ma o la guerra appena la guerra e di che le train che passa qui, qui è la linea de Rodrigo Cadenac, a la gare d'Auschwitz, hi havia una deviació, quoi, e aquí carregava cada un de vagons e de vagons de fruita. E allora, voilà, començava per la Persega. La Persega, la lavoriva, comprava la Persega il 14 juillet. Il 14 juillet, bon, se faceva le celiaie, ma le celiaie se facevano pas che per la consumazione o per i mercati, ma in spedizione si spediva dei persega per una mesata. Appresso, quella era la pera, il y avait des pères arrivent, la doyenne de Juillet ou autre, ou la Guyot. Puis après ça, il y avait la père de notre rame, la William, que c'est une petite rame. Aquí al peu près al même moment, voleu un petit peu tard, de pruna. Il y avait beaucoup de pruna, ma mère, les paysans arrivaient, qui avaient le tomborel, le carri, et plein de déca de pruna. Alors, ou de Renanclode, le coop, même la pruna negra, c'est tout parti pour la confiture. Et ne faisaient des wagons qui partaient ici de la gare d'Auschwitz. Après la pruna et la pera, commençava la puma. Havia una puma arriva che arrivava, si parlava così fa, che arrivava al Paris, quella même al Paris, quella era la renette de Co. E tutto il mondo aveva le renette de Co. Quella era una puma arriva e si ammassava che era in settembre. E si pediava qua. Puis après la puma un po' più tardiva, e la darrere, quella famosa Santa Germaine, che appellava la renette de Brive, appellava Santa Germaine, e pareil delle spedizioni. Ma aveva pas finito la puma che la castagna arrivava e si spediava rame di castagna. Il y avait 12 spediteurs che spediavano, facevano pareil dei vagoni di castagna. Après la castagna il y avait la noce. Facevano pas tant, qualche mese, ma si veniva di noce. Quoi fu che bel po' di picciotto a Borio, perché ici quella di Borio piccinella, quella di Borio di 10 hectare, 15 hectare, e mai il y avait più piccinelle come Borio, il y avait il Borio di 4-5 hectare. Perché? Perché era al costat del Grand Sac. E bel po' di mondo d'Auschwitz, l'uomo andava a lavorare a Grand Sac. Lavorava la mina, o l'usina che aveva al costat, che fu in fine la sopra della mina, quando tornavo ici, avevamo sia terra. Lo più arrivavo sur un parell de vacu de com musimai, pare de mai. Ma almeno los altres elevavano il può. Elevavano il può, uno o due può, per dire. Che fa che avevo i musi di vigna, avevo lo saure. Che fa che tutta la terra era travagliata per tutto. Era come se una ragazza mi fa che mi sentiva, ma quella di vignas. Di vigna o di paredo facevo due, l'una dell'altra. Tutto era travagliato. E voilà, così il paese si poteva. E allora il paesano che era papinio, che era paesano, bel po' tirava mai dal sen della frutta, vous parlez della guerra o della guerra, della frutta, che di vendere dei vitelli o dell'azzo. Ah oui, il po' bello. E poi tutto un guerriero. A quel cappello la rivoluzione forager, si metteva allì. Bon elevato che si sa che merda, e in avanti, bon lavorare, e chi fa dei mille, e fa dei regrassi in avanti, e allì. La rivoluzione forager
fotre la frisa per terra.